Cateno De Luca oggi ad Agrigento per presentare le altre due liste, Sicilia Vera e Orgoglio Siculo, un obiettivo sicuramente da qui a 20 giorni raggiungibile. Quale pensa sarà appunto il traguardo che lei, Cateno De Luca e le sue tre liste otterrete alle prossime elezioni regionali? Noi siamo riusciti a mettere in piedi 3 ammiraglie del gruppo De Luca Sindaco di Sicilia, Sicilia Vera e Orgoglio Siculo. Queste sono le 3 liste principali presenti in tutte le 9 province e strutturate proprio per avere all'interno di queste liste il rappresentante al Parlamento siciliano. Poi abbiamo in alcune province 6 liste di testimonianza, in altre 2-3 e una presenza che abbiamo articolato in funzione di quelle che sono state le disponibilità spontanee che abbiamo registrato. Oggi c'è molta fibrillazione anche nella stampa blasonata che non ci prende in considerazione, trapela una preoccupazione da parte del centrodestra che De Luca, che era stimata al 10%, qualcuno ha timore che già è oltre il 20%. Ma lasciando stare queste analisi, io posso semplicemente confermare che in base a quello che è il quadro che stiamo vivendo, e noi lo stiamo vivendo minuto per minuto girando la Sicilia, anche oggi in pieno agosto, con una partecipazione ai nostri comizi veramente straordinaria, e approfittiamo di questi momenti come oggi per presentare intanto i nostri candidati. C'è un entusiasmo crescente. Noi abbiamo fissato 41% sul Presidente della Regione e 41% continuo a confermare per un motivo molto semplice. La candidatura di Schifani ha causato reazioni schifate da parte di tanti ambienti del centrodestra, tanti candidati che mi hanno anche manifestato il loro sostegno, pur essendo candidati nelle file del centrodestra, perché la figura di Schifani oggi, dopo anche il disastro lasciato dalla giunta Musumeci, viene presa come un ulteriore atteggiamento da parte del centrodestra che ritiene la Sicilia un loro bottino di guerra a prescindere dai candidati. Non sarà così, lo dimostreremo sul campo, ormai manca una settimana per ufficializzare tutte le liste e poi si apre la vera campagna elettorale. Ecco, perché 3 liste? Noi abbiamo articolato 3 liste perché questo è il progetto che abbiamo ipotizzato per arrivare a quel numero magico di rappresentanti nel Parlamento siciliano. Noi abbiamo stimato che dalle nostre liste saranno eletti tra i 21 e i 23 deputati, uomini e donne. A questo si aggiungeranno le 7 posizioni del listino. Se oggi io dovessi fare una stima, il nostro gruppo può tranquillamente sperare nel raggiungere questo obiettivo e quindi avere un gruppo parlamentare di 30 deputati, che sarà il primo gruppo. Questo cosa determinerà? Determinerà una creazione di una maggioranza, e questa è la prima volta nella storia della Sicilia, nell'ambito del Parlamento. Cosa significa? Che io, da sindaco di Sicilia o presidente della regione, dovrò aprire un dialogo con una parte dell'Aula. Io sono allenato in questo, provengo da un'esperienza, quella di sindaco di Messina, dove non avevo nessun consigliere comunale, eppure ho governato in modo straordinario per 3 anni e mezzo. Quindi sono pronto ad affrontare questa nuova fase. È ovvio che nessuno ha anche questa preparazione sul campo che io metto a disposizione dei siciliani. Qualcuno dice che il centrodestra mi ha fatto un grande regalo con Schifani. Può essere, certo che per ora nelle segreterie stanno facendo il conto se il voto disgiunto del sistema delle liste del centrodestra, che pare toccare il 35-38%, rispetto invece al candidato presidente lo danno a non oltre il 30%. Quindi mi dicono che nelle segrete stanze per ora stanno calcolando un voto disgiunto che oscilla dall'8 al 10%, ma sono problemi loro. Noi stiamo andando avanti intanto con quella che è la nostra strategia.